È stata una giornata di partecipazione popolare, oggi a Cinque Frondi. 2 i banchetti per la raccolta firme a pochi metri l'uno dall'altro. Mentre in Piazza della Repubblica i giovani militanti di Rifondazione Comunista davano inizio alla campagna autunnale del partito, promuovendo i 3 quesiti del referendum per il reddito minimo garantito, l'articolo 18 e l'articolo 8, in via Vittorio Veneto il PD cinquefrondese ha raccolto le firme a sostegno della candidatura di Pierluigi Bersani per le primarie nazionali. Si tratta di un referendum fondamentale, ha dichiarato all'edicolo di Pinuccio il segretario della locale sezione Danilo Loria. 3 quesiti molto importanti per tutti i cittadini italiani. L'articolo 18 è stato quindi manomesso e noi pensiamo che esso debba essere in qualche modo ripristinato e debba essere addirittura allargato a tutti coloro che in qualche modo possono avere delle difficoltà in atto. Per quanto riguarda il referendum sulla raccolta delle firme per il referendum sul reddito minimo garantito, è una cosa che esiste in tutta Europa, solo in Italia siamo un po' indietro, vorremmo riportarci appunto a livello dell'Europa. Bersani è l'unico che può incarnare lo spirito vero del partito. Queste le parole del segretario della locale sezione del PD Michele Galimi e il numero di adesioni al suo sostegno raccolte finora è più che soddisfacente. Soprattutto a livello giovanile, perché i ragazzi ritengono che sia l'unico che può incarnare lo spirito vero di questo partito. Noi facciamo tanti auguri a Pierluigi Bersani, riteniamo che addirittura quello che sta avvenendo all'interno del partito è una cosa di poco conto, perché oggettivamente c'è la carta di intenti che raccoglie un po' progetti e proposte di questo partito per governare l'Italia.